Signori, siamo giunti a quota 2.560.000. Ma siamo molto in apprensione questa sera, perché purtroppo il duca della Forcoletta, colui che ha creato un nuovo tipo di lascia o raddoppia e che tante simpatie ha destato tra coloro che seguono questa trasmissione, non si è presentato. E questo ci fa pensare cosa ti dicevo? Mi dispiace per la mia pelliccia. A me dispiace una cosa sola. Aver perduto la scommessa. Non avevo mai perduto con nessuno io, né con Nicky né con altri. Ah, eccolo che arriva. Venga, duca. Gagliardo della Forcoletta. Buonasera. Buonasera. Lei ci ha fatto stare in grande apprensione questa sera. Ah, sì? Temevamo che non tornasse. No. Vede, signor Mike, i conti qualche volta non tornano. Ma io sono duca. Dunque sì, sono stato trattenuto, cioè, meglio, sono stato accalamitato da una... No, è una cosa mia, non ci faccia caso. Allora? Duca, dica. Questa sera lei è tornato per raddoppiare o per lasciare? Ma è ovvio. Cioè? Mondier, raddoppio, no? Benissimo, siamo molto contenti. Mi vede? Ho i miei, grazie. Se vuole... Un applauso per il duca che questa sera raddoppia. Quanto costa questa maledetta pelliccia? Una pelliccia di visone passabile, almeno 4 milioni. Non la sei cavata con poco, Vede, duca, anche questa volta abbiamo 3 buste. Ne deve scegliere una e speriamo sia quella buona. Veramente io sono un po' imbarazzato nello scegliere. Capisco, però bisogna prenderne una, si decida. La destra, la sinistra o il centro? Quale? Il centro. E voilà. Senta, duca, prima di entrare in cabina lei deve accontentare una richiesta dei nostri ascoltatori. Volentieri. Vogliono un buon cavallo per le corse di domenica prossima. Bene. Buon cavallo. Giocare Saponetta. Saponetta è figlio di Faccione. E la madre, sai chi è la madre? Sì, mi sembra di saperlo. Ci pensi, Figlio di... Il padre Faccioni. Sì. Pronto? Pronto? Signor Mike, mi sente? Ha 1 minuto e 30 secondi di tempo. Il cronometro è a sinistra, la cuffia è lì davanti. Pronto? Ma cosa mi fa fare? È lei che deve entrare in cabina, non io. Una cabina per uno non fa male a nessuno. Dica la verità, l'ha provata l'emozioncina, Duca, tocca a lei entrare in cabina, per favore. Lei mi farà avere dei guai. Per carità. Ecco qua. Sì. Ecco qua. Mi sente? Sì, la sento. Duca, non è una caramella quella. E cos'è? I tecnici protestano. Ah, scusi, Allora, signore e signori, la domanda da 2.560.000 lire che i nostri esperti hanno preparato per il duca della Forcoletta è la seguente. Un fantino, Van Flint, nel 1892 portò alla vittoria un puro sangue usando un mezzo illegale. Quale fu questo mezzo illegale? Le diamo esattamente 1 minuto e mezzo di tempo per rispondere. Via. Stavolta casca. Se domani. Ma ancora no. Forza, Duca. Il tempo passa. Qual è la risposta? Forza, Duca. Ha capito? Sì. Allora? Le cronache dell'epoca riferirono che il fantino aveva applicato alle scarpe dei minuscoli aculei. Bravissimo! Un momento. Viceversa, si scoprì poscia che si trattava di ben altro. Di ben altro? Come sarebbe a dire? Beh, non è il caso. Ma no, noi vogliamo che ci illumini, lei è un esperto. Signor Buongiorno, qui facciamo notte. Appunto perché stiamo per fare notte, vogliamo andarcene a casa. Ci dia la risposta. Con quale mezzo illegale questo fantino fece vincere il suo cavallo? Una supposta di pepe di Cayenne. Ah! Hai visto cosa t'ho detto? Beh, signor Duca, lasciamo perdere la seconda risposta, noi volevamo la prima. Ad ogni modo, lei ha vinto 2.560.000 lire e le facciamo le nostre più vive congratulazioni. Grazie.